Allora, 10 ottobre il congresso della Lega Nord in Friuli Occidentale, si decide il segretario, si pensava che Enzo Bortolotti fosse riconfermato sul velluto, anzi scusate, sul tavolo verde, ma alla fine invece da oggi si trova un candidato che lo contrasterà. È Massimo Zoppi, candidato appunto alla segreteria provinciale della Lega Nord in Friuli Occidentale. Perché Zoppi lei ha voluto scendere in campo? Buonasera. Uso un termine abusato, Ma per dare vivacità a questo congresso che se no altrimenti andava proprio sul velluto. Per permettere... Come mai qua sì e con Bossi no? Prego? Come mai qua sì e con Bossi no? Beh, Bossi è un altro pianeta. Perché prego. E per dare la possibilità al dibattito di emergere, di svilupparsi. A mio avviso e a avviso di altre persone con cui ho parlato, il dibattito è stato carente in questi anni, in questo periodo, e quindi il congresso, così come si stava profilando, poteva essere un'occasione perduta, una giornata persa. Quindi ho pensato che la mia candidatura servisse a dare una scossa e a mettere sul campo, sul piatto, determinati discorsi che devono essere sviscerati fino in fondo. Qual è, diciamo, il suo punto forte nella, diciamo, lotta tra virgolette politica con Enzo Bortolotti? Quali sono i punti, qualche punto diciamo migliore del suo? I punti migliori del suo, io ho visto un po' i programmi di 3 anni fa e devo dire che il suo programma di 3 anni fa potrei sottoscriverlo. Ciò significa che i problemi emersi 3 anni fa sono rimasti tali, sono sempre gli stessi probabilmente, e quindi bisogna affrontarli e risolverli. Sicuramente il problema dell'organizzazione, il problema della comunicazione, della trasparenza e della formazione. Non penso abbia fatto il duce, no, Bortolotti all'interno, c'era una segreteria con tanti componenti attorno. Diciamo che nell'ultimo periodo ha avuto delle pulsioni monocratiche e autocratiche. Io sono il segretario e voi fate quello che volete o no? Io sono il segretario e fate quello che dico io. Cos'è il Marchese del Grillo? Io so io e voi non siete nessuno, nel senso uso un termine eufemistico, ma chi ha visto il film lo sa. Ecco, diciamo che bisogna riaprire il dibattito, non è una tragedia. Quindi Massimo Zoppi ridiscende in campo, era dietro le quinte, ora ritorna invece sul palcoscenico della politica appunto per dare vita a questo congresso del 10 ottobre. Avremo altre occasioni per parlare con lui, grazie a Massimo Zoppi.